facendo questa ricerca molto focalizzata, incentrata su gli usi delle fonti orarie della Grande Guerra in internet, cioè come sono giunti, perché ci sono giunti, perché alcuni studiosi hanno deciso di prendere le loro interviste fatte con tanto sacrificio e metterle online. E mi interessava molto anche la storia del tuo blog, perché io ho visto YouTube è l'ultimo derivato del lavoro, no? Però il blog mi sembra, anche leggendo un po' quelle mail che mi hai mandato, che avevi archiviato e mi hai mandato, mi sembra un po' il fulcro dei contatti con il web. E so che tu hai avuto anche un po', stato un tecnologo, cioè hai usato il Macintosh, è stato uno dei primi a usarlo, ci sono le tue foto anche. Tecnologo mio malgrado. Tuo malgrado. Però c'è stato un rapporto con la tecnologia che mi è interessato fin da subito e il blog si inserisce in questo rapporto. La prima domanda è capire come sei giunto poi dal blog a YouTube, che è un'altra cosa. Io devo sempre partire da Camillo Pavan, figlio di contadini che andavano in piazza a vendere al mercato il radicchio rosso di Treviso, essendo qua di Treviso. Sì, sì. Quindi se vuoi far valorizzare il tuo prodotto devi andare in piazza a venderlo, ovviamente. Se poi è un prodotto cattivo non te lo comprano. Così ho fatto con i libri, sono sempre andato in piazza a vendere. La piazza, i mercatini, le sagre, le fiere, eccetera, eccetera. Permesso di vendere sotto il Camaggiore a Treviso, questo con i libri. Poi a un certo punto ho finito di scrivere dei libri e mi è venuta la repulsione nei confronti della Grande Guerra, mi scuso per te che stai lavorando, No, ma visto il magro esito economico che ho avuto proprio non ce l'ho più fatta. E mi sono reso conto però che avevo tutto questo materiale, ora questo materiale delle interviste, che fare, che secondo me era la cosa più originale di tutto il mio lavoro, perché sulla Grande Guerra saranno state almeno 50.000 opere, penso, nel mondo. Sì, sì. Mentre delle interviste mi rendevo conto che erano poche, quindi rendevo conto che era un patrimonio. Avevo tentato di venderle alla provincia, la provincia non me l'ha comprata, e vabbè, dopo un po' io non posso lasciar perdere queste benedette interviste, e quindi mi sono messo, ho detto bisogna mettere su internet. Internet, io sono un tecnologo come dici tu, ma molto mio malgrado. Non riuscivo neanche a capire ma come è possibile sto blog, come si farà, che roba è, una cosa misteriosa. Prova e riprova, qui non ho nessuno che mi aiuta, mio figlio sì un pochino, ma era già andato via allora nel 2008 che ho cominciato. E a un certo punto provo, c'era già Facebook, avevo cominciato sia a mettere su Facebook. No, mi fa mio figlio, è meglio mettere che tu metta sul blog, che ti faccia un blog, perché prima avevo il sito, avevo proprio un sito. Esatto. Pavani editore, mi ricordo. Prima tutto era Camillo Pavan, tutta un'evoluzione. Posso farlo vedere se vuoi?